Buonasera a tutti Buonasera a tutti amici, e forza Napoli. da Napoli l'87, forza Napolese. Scusate a Forza Napoli. Napoli. Vabbè, Eh, Napoli è l'87, è sopravvalutato. ma va fa mu. Non Vabbè c'è ragazzi, nessuno? no, non Allora, ancora, sei. qualcuno arriverà prima o poi. Non alzare il volume. Ragazzi, no, non ancora. Ops. Alzate il Ah, volume. iniziano ad arrivare le persone. Luigi L'hai e alzato tu. Imma. Chi è? E anche famiglia di Don Miguel, buonasera a tutti Buonasera a tutti, ragazzi. ciao Imma Fuschillo, buonasera, buonasera famiglia Don Miguel, E buonasera Luigi Luigi 04 40. 4014. Ragazzi, abituatevi, io fo casino con i nomi, sappiatelo. Non vi offendete. Ragazzi, a prescindere. Ah. Allora, ragazzi, stasera serata importante, purtroppo sia per noi che per il Milan, perché entrambe le squadre sono in un periodo nero, 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 il Milan peggio di noi, per fortuna. Si rischia l'esonero, insomma, Sì, però, ragazzi, cioè, per entrambe, chiunque perda, rischia l'esonero dell'allenatore. sono guai seri. Si rischia. Ma a parte De Lorenzo aveva detto fino a dicembre, No, ma dava sai tempo a com'è? Se da qui a fino a sì. dicembre si perdono tutte Sì, e poi dipende, se li piglia male capace, dipende come fa stasera, speriamo di vincere ovviamente. ragazzi, è importante uscire da questo periodaccio perché non si può vedere un Napoli ridotto in questo stato. Siamo a 5 punti dalla zona Champions e già questo la dice tutta. Cioè, È un periodo nero, dobbiamo uscire da qua dentro. La partita sta per cominciare, ora vi dirò le formazioni. appena le mostrano, Ah. Orsato è l'arbitro, intanto se volete sapere speriamo vada l'arbitro. bene. Intanto Insigne e Romagnoli si scambiano i gagliardetti del Napoli e del Milan. E vi rimanete. Siamo pronti per giocare a Milano. Il Milan ha la stessa maglietta come sempre, casalinga rossonera. Il Napoli gioca con la maglia bianco e azzurra, con diciamo le spalline azzurre e i fianchi azzurri. La maglia bianca. Classica. Allora, il Milan gioca con il 4-3-3, Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Paquetá, Biglia, Krunic, Rebic, Piotek e Bonaventura in attacco. Centrocampo Paquetá, Biglia, Krunic. In attacco Rebic, Piotek e Bonaventura. Gioca pure Bonaventura stasera. Ha messo una bella formazione il Milan. Ah sì. È tosto. Il Napoli risponde con Meretti in porta, in difesa Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly, Isai. Isai è tornato. A centrocampo Callecon, Arlan pure è tornato. Zelinski e Bene. Elmas. In attacco Lozano e Insigne, due Lozano dal piccole. primo minuto. E comunque non ha cambiato il modulo Ancelotti, non è 4-3-3 ma è 4-4-2 ancora. Cioè questa cosa non condivido io, non la condivido. Io sarei andato sul 4-3-3, poi... boh. Allora, Graziano dell'Ellis dice ciao, come va? Che mi dite? Per ora va, vedremo come andrà. Dipende dalla partita come va. Intanto Ancelotti cori d'amore per dei tifosi del Milan nei suoi confronti, ovviamente, per quello che ha fatto al Milan. Eh beh, certo. Che speriamo che farà qualcosa di buono pure con noi, Contro il Milan stasera. che per ora col Napoli non è che abbia fatto bene. Ecco, il Speriamo. Milan È vero a anche che il parte- Milan ha avuto giocatori, quando c'è Ancelotti ha vinto la Champions aveva giocatori. Non che Sì, me vabbè, però insomma noi ce la siamo cavata benone in quest'anni più o meno gli stessi Sì. giocatori e quindi i giocatori buoni ci sono anche ci noi. sanno, sì. Non ci abbiamo i campioni proprio, però sì, i No, giocatori vabbè, forti insomma. ci sono. Andiamo a Oddio, vincere. raga, Buonasera Graziano dell'Ellis. Ciao, come va? l'ho Che già mi dici? letti. Che ti diciamo? Che per ora è 0-0. Speriamo che si sblocca subito. Intanto punizione per il Milan, però. Mhm. Vediamo subito se si fanno pericolosi o no. Poi a San Siro è tosta, eh? A San Siro, raga. No, no, è stata ribattuta fuori dall'area. Però il Milan resta in attacco. Vediamo, vediamo. Ancora il Milan. Punizione? No, non l'ha toccato.
Meno male. Bene, nessuna punizione per ora, ragazzi. Mi raccomando, voi che siete appena arrivati in live, mettete i like sotto al video così ci aiutate a raggiungere più persone e se vi stiamo simpatici iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, mamma. Ah, via. Insomma, però ora siamo a 2 minuti, il Milan si fa pericoloso. Tiro fuori dalla porta, però insomma in 2 minuti già il Milan è in attacco. E questo, Voglio iscrivetevi che l'area è dolce. ecco appunto. Eh? Appunto. No, ragazzi, non se va. Per ora ce la tiene la palla il Milan. Iscrivetevi che l'area è dolce, voglio. Commento da Guido Bagnoli. Viva il Napoli d'Orciatico, siete bravissimi, grazie. Ciao Guidone. Grazie mille, speriamo. Oddio. Speriamo che vinci un Napoli, Guidone. Lo sai che ti voglio bene. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Lo sai che ti vogliamo bene, Guidone. Portaci fortuna. Speriamo. Ragazzi, non vedo i like, dovete metterci il like sotto il video perché se no... Lights. Oh, ok, il Milan continua ad attaccare, ragazzi. 3 minuti, 3 tiri del Milan. Vabbè, cominciato a muovere, però... No, ho capito, però in 3 minuti hanno già fatto 3 tiri loro. Cioè, ragazzi, svegliamosi. Graziano dell'Ellis dice: io penso che ADL ha ragione a punire la squadra, ma con le congelazioni degli spendi c'è il rischio che la squadra ti rema contro. Voi che ne pensate? Effettivamente sì, cioè quando si arriva sempre a questa storia io ti faccio un torto, poi te me ne fai uno a me, io te ne rifò uno a te, poi è un cane che si morde la coda. Bisognerebbe essere tutti un po' più tolleranti, un po' più supportivi della squadra, insomma. Guardate il Milan che sta facendo veramente male e non creano tutte queste tensioni interne però. Perché tanto le tensioni non vanno mai a migliorare la situazione. Cioè... si rischia che veramente si creano situazioni poco piacevoli. E quindi... Buonasera Emanuele Bellapane. Napolel, se dovessi dare un pronostico non da napoletano per la partita di oggi, cosa diresti? 1-1. Secondo me pareggia. Te l'ha detto subito ta. Signore, secondo ragazzi. me 1-1. E non servirebbe a nessuno il pareggio, assolutamente. Infatti, ma è proprio cioè, per come stiamo giocando noi. Spero che poi, come posso dire, quello che ho detto è una bufala. Spero che è un fake, cioè che non è vero, che il Napoli invece vince 2-1. Lo vedremo, però ora è un pronostico. E però è un pronostico che io attualmente vedo per come sono messe le squadre. Poi. Intanto il Milan rimane nella nostra metà campo. Spero di essere smentito da quello che ho detto. Speriamo. Ciao Sibiu. Guarda chi c'è. Ciao Sibiu. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Napoli. Io ritorno al retro. Il mio amore un pochino, sì, con i commenti fa un po'. Sì, sto pure un po'. Io mi impiccio con nomi e lui si impiccia con commenti. Dovete capire che sono anche un po' rincoglionito perché sono tornato da lavorare quando è? 20 minuti fa. Nemmeno, un quarto d'ora, quando è? Sì. Adesso un mezzo rincoglionito sto. L'età avanza pure. L'età avanza. Siamo vecchi. Gesù. No, raga, per ora non stiamo a fare niente di buono. È appena iniziato 5 minuti, però come al solito noi partiamo come un motore diesel. Partiamo piano piano e poi ci scaldiamo. Emanuele Bellapane dice: secondo me finisce 1-2, ma speriamo. Per noi 1-2. speriamo. Quindi il Milan continua ad attaccare. Calcio d'angolo è fuori gioco? No, calcio d'angolo forse. Mi sa che sì. Azione pericolosa del Milan. Comunque ragazzi, chi non ha seguito i pronostici vada a vederli. L'ultimo video che ho fatto dei pronostici, dove la prima partita già l'ho presa praticamente. Atalanta-Juve avevo detto col più over. Oppure giocate entrambi con le over, infatti è finita proprio 1-3. Buonasera Edoardo Squeglia. Forza Napoli, forza Napoles sempre. Raga, però sì, la situazione in questo momento è un po' brutta. Non ci siamo, se dovemo svegliare. Raga,
Mannaggia la miseria. Ah, mi raccomando, se vi va, condividete la live se avete amici napoletani o anche non napoletani, che però sono molto sportivi e gli piace vedere milanisti, insomma, chi volete. Se vi stiamo simpatici, condividete la live. Oltre a mettere i like. Avete capito? Che Edoardo Squeglia, Forza Napoli, sempre. L'avevo già letto. E io voglio rileggere, ma scusa. Emanuele Bellapana, ad Atalanta Juve avevo messo gol più X2. Azzeccata. Non ci fate caso se ogni tanto mi abbasso, guardo i risultati delle partite. Lo Pure io gioco le schedinaro, lo schedinaro. devo vedere ogni tanto a bollettare. Ma te guarda un Napoles. Sì, quello Mo sì. c'è sta un Napoles e il Milan continua ad attaccare, tra l'allero la lallera. Porca miseria. Svegliamo se no poco, raga. Vai usci, dammatici che Cioè, poi facciamo anche dei retropassaggi pericolosi che rischiamo di darli in mano all'avversario. Ecco appunto Zac. Maronna, mamma. Ah no, però c'era punizione per noi. Uscite. KPS, Cuoricino, mamma. mi raccomando, ricorda a tutti quanti si siano messi in live da poco, per favore lasciateci un like sotto il video per aiutarci a raggiungere più persone. Prego. E il Milan attacca. Oh, Bel cross, mamma mia, Meret che ha salvato. Perché se arrivava all'attaccante. Ma comunque questa partita la vedo un pochino anche male per come la situazione, cioè come è stata gestita anche dal nostro presidente, perché da come ho sentito voce, perché a me me ne dicano di tutti i miei colleghi al lavoro, ho sentito dire, perché poi non ho avuto tempo anche di leggere le cose, che il signor De Laurentiis, il nostro presidente, ha fatto un po' di macelli in questi giorni. Non era proprio il caso, dato la squadra come sta giocando. Ha detto che farà una multa ai giocatori su quello che è avvenuto, che leverà dei soldi dagli stipendi proprio dei giocatori. L'hanno chiesto prima in chat. Se fa una cosa del genere non è che hanno tutto quell'entusiasmo a giocare i giocatori. No, infatti si rischia che un colpo di frusta all'indietro. Silvio saluta tutta la chat. Black 040007 ci ha lasciato un like, grazie. Invece poi spero che all'incontrario magari questi lì da, come si dice, salutiamo anche Italo qua giallo rosso che è arrivato in chat. Oh, ciao Italo, ciao Black, ciao K, ciao K. Azzurro, e Silvio ti chiede come stai. Insomma, sono stanco, molto stanco Silvio, infatti dovevo venirvi anche a salutare a voi nei canali, lo farò perché lo devo fare, però sono stanco questi giorni, molto stanco dal lavoro. Vai Insigne, vai Lorenzo, vai. Comunque grande Juventus, non ho parlato della Juve, però ho visto perché comunque era al lavoro, ho visto il risultato. E ripeto ancora quello che dico sempre, a Juve c'è i giocatori che fanno la differenza. Io quando vi dissi l'attaccante, la Juventus non gli serve, ce l'ha in casa, c'è Higuain. E che farà? Higuain sta facendo la differenza. Così come quando si è tenuto a Dybala che fa la differenza. Quando non c'è Ronaldo segnano o dalla scosta Higuain o Dybala. A Juventus c'ha tanti campioni che decidono la partita, non ce n'ha uno. Capito? Ce n'ha 3 o 4. È così. Attualmente la squadra da battere è la Juve. Ma è rimasta quella da secoli ormai. Sì. È superiore. Anche se l'Inter cerca di tenerli testa, perché l'Inter è forte, però bisogna vedere, perché l'Inter dopo il girone d'andata fa sempre il botto. Ho capito, ma secondo me quest'anno è più continua. Senti a me. Come ho detto su Higuain, ripeto, secondo me ci azzecca anche su questo qua. L'Inter, secondo me, alla fine terrà a testa alla Juventus. Non so se ce la farà perché la Juventus è superiore. Poi... Allora, Graziano Dell'Ellis dice Higuain contro il Fantacalcio mi sta facendo perdere la partita, ma rimma a lui. Ho capito, Silvio, la Juve sarà pure da infarto, ma vince le partite. Esatto, tanto la Juve ti fa pigliare l'infarto, ma poi vince sempre. Ma noi invece se si gioca male si perde, se si gioca o si pareggia, se si vince, anche se giochiamo bene a volte non si vince. A che serve giocare noi bene? Noi sì che si fa da farmi l'infarto.
capito? Mannaggia la miseria. Io sì, onestamente preferisco giocare come gioca la Juve e vincerla. Cioè, Ma alla fine quello che conta sono i 3 punti. C'è niente da fare. sì, alla fine perché tanto poi ti mancano in classifica quei punti lì. Esatto. Oddio, raga. Qui per ora. Silvio dice, pessima la Juve per 65 minuti, grande Atalanta, abbiamo vinto per inerzia ed episodi, la Dea meritava almeno il pareggio. Io non l'ho vista la partita, questo non te lo so dire. Neanche io onestamente, quindi non lo so, però la Juve lo fa spesso questa cosa. Però sapendo, vince, raga, vince. Sapendo di Higuain che ha fatto una doppietta e come dicevo io è decisivo. Non ci ho sbagliato, ci ho visto bene. Conoscendo Higuain che ha giocato al Napoli, visto giocando al Real Madrid e al nostro Napoli, Mi sa che ha dimostrato che è un campione. Milan. Entra che sì, forse è un centrocampista, perché se entra che sì si è fatto male un centrocampista. Chi è? È andato Bonaventura, è rientrato ora Bonaventura, non lo so, però chissà. Per Silvio nella Juve i migliori sono stati Dybala, Higuain e De Ligt. No, è Rebic. Rebic si è fatto male, entra che sì. Sì, allora gioca e col diluvia a Milano. Diluvia letteralmente. Allora secondo me se fa entrare che si scende a centrocampo e Paquetá sale come esterno. Fa giocare Paquetá perché Paquetá è pure esterno. Salutiamo la nostra amica straniera che scrive in un modo in cui io non so leggere. Ciao Bie, Atamana Mabudumona. Non Cirillo ma non lo sappiamo leggere, quindi. Dance the dai. Ciao. Oddio ragazzi, ricordo a tutte le persone Forza Napoli. Ricordo a tutte le persone che si sono messe in live da poco di lasciarci un like per aiutarci a raggiungere più persone possibile. Se vi stiamo simpatici iscrivetevi al canale. Raga, gamma fa, ridiamo per non piagne, ridemo per non piagne. Graziano dell'Ellis è russa, sì, l'avevamo capito, il cirillico, però appunto io non lo so leggere. È russa, ma già stai dormendo, russi già. Queste belle Vai di Lorenzo. Dai raga. Vai Calletti. Dai. Vai. Ma fa mocca chi preso dal portiere. Presa Donnarumma. Però ora ci siamo affacciati un paio di volte. Giusto così. Dai. Raga. Vabbè, è presto, sì, ma non mi piace niente come siamo partiti. No, non presto, c'è niente da fare. È Ambres. Ha messo la live sotto intrattenimento. Cosa vuol dire la live sotto intrattenimento, Silvio? Non sto capendo. No. Boh. Che come sotto intrattenimento? Raffaella, ciao Raffaella. E Raffaella canta a casa mia. Ragazzi, qui bisognerà fare le serate karaoke se il Napoli continua a giocare così, al posto che le serate live. Ora stiamo attaccando noi. Callecon. Palla per Allan. Da Allan a Maximovic a Koulibaly il pallone lo gestisce per Lorenzo, per Elmas voglio dire, Elmas indietro, sapete? Per Zielinski a Koulibaly, no, a Maximovic gestisce lancio lungo di Maximovic a Donnarumma. Ragazzi, vogliamo un giro di pronostici. Vogliamo i vostri pronostici per questa partita. Qualcuno ce l'ha già detto, ma comunque... Mi raccomando, portate bene. Mario, il ciccio pasticcio, quando stanno? 0-0 Mario, siamo al 15° e vabbè. Bello sto nome, ciccio pasticcio. Con il capriccio. Raffaella mi chiama Antonio, chiamami sull'account di mia sorella. Ok Antonio, vedremo di ricordarcelo perché sai qui... Noi ci scordiamo tutto subito. Quindi Raffaele e Antonio. In realtà. Chi sono? Raffaele e Antonio perché è sul canale di sua sorella. Sibiu la categoria nelle impostazioni. Ando. Ciao, non lo so Sibiu, perché ci stai chiedendo questa cosa? Fai sempre su tu. Aspetta, fammi vedere. Graziano dell'Ellis dice 1-1 vince il Napoli 1-2.
Dance the die. Vediamo. Io non trovo l'impostazione che dice Sibiu comunque. Che impostazione praticamente? Che diceva nella categoria nelle impostazioni. Almeno su StreamYard non lo trovo, quindi non lo so. Sibiu dice per me Napoli la vince, ma speriamo Sibiu, speriamo. Speriamo. Molto difficile. Dai, ora appunto abbiamo ingranato leggermente di più rispetto ai primi minuti proprio, stiamo andando un pochino, siamo un po' più Oh, ciao Rino! Ciao Rino! Buonasera Fatimo, fratello partenopeo. Scusate il ritardo, ma che figurati Rino. Tanto non ti sei perso niente per mo'. Figurati. Ti sei perso il mio mal di testa, basta. A parte scherzi. Raga, per ora sì, non c'è state occasioni nette da all'inizio si è affacciato un po' più il Milan nella nostra area, sì, ora stiamo andando un po' più cross sì, che ha dato un po' loro. noia a Meret che con la manona l'ha levato dalla porta, diciamo, dalla portata di Piotrek. Niente. Antonio dice: mi chiamo Antonio per fartelo ricordare, dici Mario. Perché di solito si può mettere su sport, su modifica. Ah, non lo so. Guarderò, studierò. Rino stava facendo una doccia, facevi meglio rimanere sotto la doccia, mi sa, perché non te perdevi niente, era più rilassante che vedere il Napoli sicuramente. No, su StreamYard, deve andare su YouTube Studio. Vabbè, mo non lo posso fare sì, in questo momento. Attacca il Milan, brutta palla. Oh, fuori. Ti giuro l'avevo vista dentro. No, ma Rebic alla fine è restato in campo. Comunque. Ah, non l'hanno più sostituito. Insomma, ha fatto anche un bel tiro che però era fuori. Rebic è restato dentro. No, ha fatto Paquetá. No, Piotek. Raga. Piotek, Rebic per Piotek, ma è andato fuori. Ha dato l'impressione della rete perché ha preso l'esterno dietro della rete. Raga. Il dietro della rete. Mamma. Ragazzi, come sa da fa? E a Milano piove, a parte piove dovunque, sono un mese che piove dovunque, con la pioggia che sono venuto il periodaccio per il Napoli, sarà la pioggia che porta seccia, voi che ne dite? Allora, Napoli win? No, Napoli is not winning yet. Speriamo che vinca. Still 0-0. Graziano, qui a Piedmont c'è il sole, sembra primavera, ma buon per voi. Rino, no, ma lo sto guardando anch'io col solito ritardo. Vabbè, Rino, tanto appunto. Grande Rino. Certo, se sei in ritardo anche rispetto alla nostra live, sei veramente in ritardo. Siete sposati, Antonio? Sì. Continua ad attaccare il Milan. E ci bucano come fossimo Groviera. Calcio Forse d'angolo. vi muto, ma vi seguo tipo film muti come al solito, Rino. Grande Rino, va bene. Non ci offendevo. Va buono, mamma. E Milik sta in tribuna. Fatto male la capa. Sì. Addi. Maron. Queste sono tutte le mie parole. Maron. Mamma. Ma fatta male la capa. Quella ti fa male seriamente. Calcio d'angolo per il Milan. Va fa mucca. Calcio d'angolo per il Milan. Sono le parole di Napoli. Va fa mucca. Parato. Però l'ha parata. De Meret. Su colpo di testa. L'ha parata Meret. Big money. Tanti soldi. Ma magari. Maron, mamma. Speriamo a bu. Maro. Ma fanno male alla mano. Che? Maron. Antonio. Ok, Antonio. Va bene. Che è che cosa? Raga, qui la cosa non sta scorrendo nel modo migliore, siamo già al 20°. Non fa nemmeno Dance the Die. Che? Niente, sì, più che dice a Rino di cambiare sveglia. Hashtag Marò, grande Antonio. Hashtag Marò, ragazzi. Ma io tengo paura che se pareggiamo sto Milano. Se pareggiamo siamo inguaiati. No, veramente, quante volte si vince una partita in campionato? Se no facciamo tutti i pareggi, facciamo tornare a Donatone uguale. Esatto, Mr. X. Ajax. Vai, Koulibaly, Zielinski. Andiamo, Koulibaly Luma.
Dell'una. Di Lorenzo, dietro per Allan indietro a Maximovic, Koulibaly, No, non siamo fluidi, l'azione non scorre, noi ci blocchiamo a palla per centrocampo. Isai, Insigne, Dai, raga. indietro per Koulibaly, Juve Maximovic. banana, dice Antonio. Madonna, peccato, troppo. Ah, Gesù. Il Milan Piotek, Maximovic lo ferma però. Grande Maximovic. Ancora palla per il Napoli Allan, Elmas. Sì, ma non riusciamo a sfondare, non riusciamo a entrare nella loro tre quarti. Ma a noi ci manca Fabio Ruiz, non è in banchina, non ci ho fatto caso, forse sarà in banchina. Che già scelto Elmas, o era infortunato? No, male. Non siamo pericolosi, non giochiamo bene, non facciamo bene passaggi, non riusciamo ad arrivare in area. No, ragazzi, no. Fa malaca, mamma! Sibiu se la sta prendendo con il VAR. A me mi fa malaca. A me fa male il VAR. Denzel, dai. La verità in portera, Vomer. Vomer. Omer Simpson. No. Ma fa bocca. Ah, Dinzi. Tira! Traversa, vai! Ehi! Va fa bocca! Va fa bocca lo Zan! Dai, lo Zan Erciughi! E t'hanno fatto malaca! Erciughi! Ragazzi, però avevamo preso un'altra traversa, no? Tanto per dire, avevamo preso un'altra traversa. Vai, Napoli, vai! Ok, allora aggiornare il banner. È il Ciuchi Lozano. Il Ciuchi. Incrocio dei pali di Insigne, respinta, Lozano di testa, pam, la schiaccia dentro. Che minuto siamo? Aspetta, che... A che minuto siamo? Appena vediamo, aggiorniamo il banner. Dai, Insigne aveva ripreso traversa di appunizione, poi ha fatto quello a 23esimo Lozano, ragazzi. Ale, perché c'è messa la virgola? no, dopo il risultato sì, grande. Dance the die. La verità in portiera ti fa Milan 1-0 e capita la prima purpetta. Magna da purpetta. Bella anguacchiata. Dove si vede la partita? Su Sky, ragazzi, la stiamo guardando. Io ho visto nella parte del secondo. Ecco le seconde. Monreale. Mamma, ci sciuto pazzi. Ci siamo sciutati, raga. Antonio dice stasera si mangia la pizza Lozano. E falla, mamma. Scusa, chi ha segnato Lozano? Il Ciuchi Lozano. Pupet. Walid Buruma dice bella. Dance the die. La Pupet, sarà pigliata la Pupet. Ma io ne dammo 3 se no. No, se ingraniamo, sì, ragazzi. Ricordo a chiunque si sia messo in live da poco, per favore di lasciare un like sotto il video per aiutarci a raggiungere più persone possibile. Se vi stiamo simpatici, iscrivetevi al canale del Napoliello. Paolo, mi collego nel momento giusto, sarò con te. Paolo la sozza. E tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore che non dico più. Vampiro Cristo dice ma come 0-1? 0-1, stiamo a vincere. Però possiamo cantare quell'altra. Per te, son qui per te. Io non la so, quindi non la canto. Io della maglia azzurra sono innamorato. Non me lo so spiegare perché è malato. Non me lo so spiegare perché mi batte il mio corazon. Sarà perché ti amo, mio grande amore. Kai è contenta? Cuoricini azzurri? Vai Napoli. A fra poco Rino, ci vedremo. Che t'ammacca. Raga, dai, mo ci siamo scaldati, su, forza, calcio d'angolo per noi. Paolo, ci mangiamo. Eccoli, vai Maximovic. Vediamo. C'è Musacchio
Ma guarda Maximo. Dai. Grande, è nostro. No, è nostro. Ciao Vince. Buonasera. Wild Boruma, ma si può donare? Si può donare? Noi non ci abbiamo messo il coso donazione. No, non ce lo abbiamo, sorry. Metteremo un link per le donazioni, però. Bravi, grazie per la suggestion. Non ce l'abbiamo. 1, 2, 3, 4 stelle, Antonio. Grazie. Comunque chi non l'ha fatto, se volete iscrivervi al canale è gratuito, non pagate niente, non dovete donare niente per l'iscrizione. Paolo si lamenta che lunedì lo stresserai al lavoro con i cori. Se vinciamo, Paolo, aspetta. Maronna, mamma, è uscito pazzo una... Vincenzo, citazione, ma lo zaino, senti da me, non segna mai. Beh. Cavolo, però, che traversa che si era preso Insigne, E poi lo Zano de capoccia Lozano. Sarà la maglia azzurra che ti fa malare. Ok, ragazzi, mi raccomando, lasciate il like, per favore, che è importante per noi, ci aiuta un sacco. Sipio dice, Lozano è un campione. Aspetta, perché insomma, per ora non è che abbia fatto cose eccezionali veramente. Ogni tanto, se si ripiglia bene... Può essere un campione, la stoffa ce l'ha. Vediamo se poi... La pezza ce l'ha per lavare per terra. Dobbiamo vedere se la usa bene. Oddio, raga, dai. Lozano è sorpresa sto forte, gol, sì. perché non è che stavamo giocando. No, ma che è forte, le qualità ce l'ha, però sì, deve dimostrare ancora. Attacca il Milan. Oh, ai ai ai. Che gol, chi è? Buonaventura, Mannaggia la miseria, ha fatto un cazzo di gol, bellissimo, non posso dire niente. Porca miseria, raga. Posso dire Dal limite dell'area ha tirato una staffilata. Ha fatto un grandissimo gol Bonaventura. Don Pino Cristo, ma perché mi fa così schifo? Gol, appunto, cioè. Mannaggia la miseria. Peccato. Ha fatto un grandissimo gol. Raga, sì, cioè proprio una bella staffilatona dal limite dell'area. Ah, mannaggia. Maronna. Mannaggia la miseria. Raga, è tosta. Mo ci eravamo svegliati. Ecco, Merino, sei arrivato nel momento sbagliato. Antonio una sera dice, ha segnato Lozano, dice Dio che tifa Milan, mannaggia. Non l'ho capita. Vabbè, ragazzi, non ci credo, è dal 38 che non segna Bonaventura. Ma perché è stato anche fuori per infortunio, ha giocato poco con il sì, ma Bonaventura quando c'è in genere... è forte. È secondo me è il giocatore che ha più qualità a centrocampo che hanno loro. Lui è Paquetá. Cioè Paquetá e lui fanno la differenza. Dai raga, ripigliamosi subito, facciamo subito un gol. Sta gara era partita un po' in sordina, mo sembra... Vai, Lozano. Lozano stasera... Va, no, ma che fa? Ma sto cazzo. Va bene. Antonio dice che palle. Siamo con te. Raga. Maremma scarpata. Sì, vabbè, ma fallo mo quello, dai, però. Sei un po' buttatello, Sarà perché ti raga. Te stacca con me. Madonna, che gol però, davvero Bonaventura. Ha fatto un grande gol, Guaiù. Non c'è niente da dire, quando i giocatori sono forti e hanno la giocata, Bonaventura è forte, ce l'ha quella giocata lì. Già l'aveva anticipato, vista all'inizio partita Bonaventura. Giovanna Sissi dice buonasera ragazzi, la vedo nera. Buonasera Giovanna. Ciao Giovanna Sissi, buonasera. Anch'io la vedo brutta. Ma certo sono arrivati 2 gol in 4 minuti, proprio così, improvvisamente la partita si è sbloccata, cioè ha messo proprio un'accelerata. Guarda che cazzo stavamo per combinare un guaio. Zelisco Elmas. Stavamo per combinare un guaio, voglio... Tanto il Napoli vince, ma magari sì, più speriamo, ci volesse proprio. Il mio amore qui aveva detto 1-1. Per ora. Sì. Vabbè, speriamo che si faccia un altro gol veramente. Perché... Vai. Oh, dai, di qua. Vai. Dai. Callecon non la vede mai sta porta. Callecon, mettete il landino, mettete il land, quello che vuoi.
Non ci vedo più, madonna mia. Piove a Milano? Sì, piove a No, Milano, no. decisamente. Callejon una volta No, no. piede storto proprio l'ha Oh, mamma, mandata. mamma mia, come ha Sì, fatto? Là dovevi prendere la porta, dovevi prendere. mannaggia. Rino dice: a me Bonaventura mi è sempre piaciuto, anche a me Rino. È forte Bonaventura, non c'è niente da fare. Un giocatore di qualità, guarda, ora è andato a Sì, recuperare un pallone che era praticamente uscito, l'ha rimesso in l'ha campo. salvato. E beh, mo' rimesso dal fondo per noi. Però, raga, Diciamo che è una cioè, partita equilibrata. sì, è equilibrata, nessuna delle due squadre gioca meglio dell'altra, le azioni pericolose sono state poche fino al momento dei 2 gol che sono arrivati Sì, proprio così, un po'. inizialmente c'è stato quel traversone Eh, pericoloso dove ci poteva arrivare Bonaventura e Meret l'ha scacciata via col manone. Poi Matteo Zazza offende, ma non c'è bisogno di offendere, cioè noi stiamo parlando qui tranquilli e sereni, noi siamo molto sportivi, quindi nel senso se sei venuto qua per offendere, onestamente non vabbè, è una serve. luta. Non Luta. offendere pure No, te. luta. Basta. Emanuele Pedafane, Napoli se finisce 1-2 voglio un quadro. Un quadro. Un quadro di cosa? Quadè, va, allargala, ma non giocate da singoli, giocate da squadra, madonna. Una volta va la Don passavata. Pino Cristo dice: ma Pio non gioca, penso che si riferisca a Piatek, si sta Si giocando. sta giocando più. No, Sei sicuro? eh, Sei sicuro che dice? Vincenzo sta stumando. Sei sicuro che diceva Piatek? No, non lo so. Pio non lo conosco. Pate Penso che Pio? sia Piatek. Callejon non ne combina più una buona, esatto, soprattutto in attacco. Sì, Pio, hai ragione. Cioè, è bravo al solito come lavoro, diciamo, dietro le quinte per portare sulla squadra, crossare, a volte fa delle ottime cose, però a livello realizzativo non fa... Cioè, è più un giocatore di supporto, è fondamentale come gioco di supporto. Ciao Federico Celano e forza Napoli! Ciao Federico Celano, buonasera fratello catanese, sempre Forza Napoli, sempre. Speriamo di vincere. Sì, comunque Don Pino stava a parlare di Piatek. Rino ha appena visto il tiro di Caglion, già Rino, già, già. Raga, non stiamo messi bene niente per mo'. Dai, vediamo di sbloccarla di nuovo. Però ci facciamo sempre rimontare. È possibile. Cococca. Ah, Aide. sarà che la maglia azzurra ti fa ammalare? Ho detto, bisognerà inaugurare il karaoke al posto che... La maglia azzurra ti fa ammalare, ma veramente? Perché pareggiamo sempre, pareggiamo sempre. Eh, È una vita che aspettiamo la vittoria, ma quando cacchio arriva sta vittoria? mi rimane poco il Milan Ma no, noi attacca. attacco Il Milano, Milan capi? attacca. Ciao, e chi l'ha morto? Cioè, Madonna, stavamo per fare autogol, raga. Isai. Oh mio Cazzo, Dio. madonna. Giovanna Pezzo Sissi da- applaude. No, cioè stavamo per fare autogol, raga. Isai la slisciata de brutto e la Una stava vita, per è una tirare in vita. porta. Oi mamma. Oi mamma, che passione, che passione. Calcio d'angolo per il Milan. Sì. Ragazzi, Pure senza terzini a sinistra fa giocare Isai. Mario Rui e Gulam, oh, ma Gulam rutto, Mario Rui pure mi sembra. Ci tocca giocare con Isai. Ma io non lo so. vediamo un po'. Vediamo un po' come si mette, In ragazzi. difesa abbiamo Mettete sempre i like. giocatori rotti ancora. Oh, era mano quella. Sì, infatti c'è punizione per noi. Guarda là, oh, stavo per fare la Mamma cazzata. mia. Sai, come cazzo ci è arrivato con quello pallone? Sono proprio... No. Paola, ora non sei gelosa, Napoliella è innamorata. Ma che già sei gelosa ero Napoli, Paolo. Tanto non c'ho speranza contro il Napoli io. Oh, Gesù. Vabbè, ragazzi, si è riammollata, la partita si è riammollata. Va un po' a picchi.
Sì, si va avanti e indietro. Facciamo nazione noi e nazione loro. Sì, È però bella. beh, no, ora sta un po'. Però noi non è che stiamo facendo ora. Ora ci siamo un po' calati noi e è venuto fuori meglio. Walid Buru, ma Aiuto. volevo donare 50 euro. Lola, la faccia, grazie del pensiero. Ah. Dalla prossima live metteremo il link per le donazioni. Grazie. Grazie mille, Walid. Grazie mille. Se volete aiutarci, però, anche senza donare, condividete la live e lasciate un like. E se vi stiamo simpatici, iscrivetevi al canale. Raga, che depressione. Stiamo fermi. Vai. Dai, vediamo se si riesce a bucarli un po'. Vai. No. No, Cross un po' sbagliato. Ah, ho appena visto il quasi autogol, Rino. Rino. Vabbè, raga, cioè, non stiamo messi bene niente in questo momento. Sì, Che difesa, visto che difesa. Te fa Spia. sgranare gli occhi. Questi sono farti, Silvio. Si E piglia il troppi Napoli gol, fa sì. venire l'infarto. Si prende sempre gol, non c'è niente da fare. Oculi. No, veramente. Ma quando ci manca là dietro Albiol al Napoli? Quando manca Albiol? Non è più il Napoli con Albiol e Koulibaly, non si piava niente gol proprio, cioè, pochi proprio. Era una difesa solida con Koulibaly e Albiol. Anche Sì, però Koulibaly... anche allora però ci è voluto un po' di tempo sì, prima quello di... sì, però cioè, non è stato immediato. Sarà che Albiol, cioè, sarà che Koulibaly con, cioè, avendo Albiol si sentiva più sicuro, perché anche lui non è più il solito Koulibaly in questa stagione, per ora, poi Per è ora. lungo il campionato. Walid dice che la prossima live dona, grazie Walid. Grazie mille, Wild. Stanco. Mamma mia che ansia. Vai Di Lorenzo, vai, bello. Vai, allargala, vai Caio con Dai, bella questa. dai. Vai. Dai. No. Aspetta. Mannaggia miseria. Che? No. Brutta, vai Koulibaly, tagliela su. Beh. Ecco. Vai, riparti, sai. Ecco, le squadre si stanno un po' allungando in questa fase. Parlavo troppo presto, sono subito compattato. Raga, ci si blocca, non riusciamo a entrare nella loro tre quarti e se tiene la palla e si gira. Deve accarezzare Ciucciariello, hai ragione. Don Pino chiede a che minuto siamo al 39esimo. Ciucciariello. Allora, iniziamo a fare le carezze al Ciucciariello. Ragioni sì. Vai Lozano. Vai! Corniciello. Calcio. Visto? Ho preso Ciucciariello, abbiamo fatto subito un'azione. Ciucciariello può, è il potere di Ciucciariello. Calcio d'angolo. Forza Ciucciariello. Dai, tira sulle orecchie. Tocchiamo il cornicello, che potessimo fare un altro gol. Sperammo. Oh Dio. Angolo per noi, dai ragazzi, dai. Bibo Player, ciao raga, ciao Bibo. Giovanna dice, è possibile che dobbiamo sempre soffrire per la nostra squadra del cuore? È vero, quest'anno è terribile, sto periodo poi è nera, Giovanna. Una masci, e se facciamo un altro pareggio, cioè, ci potremmo sparare. Vai, dai. Che pure a chissà, facciamo uscire i morti. Oh mamma. Pure a Piole abbiamo fatto diventare veramente a Padre Pio. Madonna, guarda che spazio, cioè loro in due contro noi 5 riescono a metterci paura. Vai Insigne, ma fa le tue giocate come una volta che saltavo i giocatori, porca infame. Vai, allarga il capo, vai all'anno, scende da sto sonno pure tu, mamma mia. Vai Di Lorenzo, spinge, Madonna. Cioè è incredibile Fanno come loro tutti qua. È incredibile come loro con 2 giocatori contro 5 dei nostri ci mettano paura e noi siamo tutta la squadra avanti e non riusciamo a entrare. Cioè è incredibile. No, ma perché noi arretriamo sempre col pallone, non hanno quella convinzione di spingere davanti, non hanno quella cattiveria. Io non li vedo cattive. Allora Giacomo dice rigore per la Juve.
Cazzim, ci manca Cazzim, una volta ci si va. Mod G, forza Milan, noi diciamo forza Il Napoli. presidente te leva i soldi, non io, caro. Don Pino Cristo dice: sono andato in chiesa prima di vedere la partita. Ma te fa battezza bene, cioè me ne di bene, perché qui scaccia un po' il malocchio, portare, non lo so, un ciucciariello anche te a fargli scacciare il malocchio, a vedere se il Napoli inizia a vincere, perché ragazzi, dance to the die. Vai, oh. E il Milan attacca. Aia. E il Milan attacca. No. Madonna, ma tutte le squadre si devono scettare con noi, si devono svegliare con noi. Tutte le squadre devono diventare pericolose e cattive contro di noi. Che fortuna. Guarda là. Mamma mia. C'è andata di lusso. Rebic l'ho smancata con la testa per niente. L'errore del difensore. Ma io sono milanista. Ah, Don Pino Cristo, no, non puoi. Allora no. Vabbè, sorry. No. Vabbè, ci sta. Allora forse è per quello che il Milan sta a giocare meglio. Mannaggia la miseria. Guarda che gol di Lozano, bello. Lozano ha fatto proprio un bel gol, una bella schiacciatona di testa. C'è pure Allegri pelato. Si è pelatato, si è rapato. Tanto non ce n'ha tanti capelli. Gigi, arriba Napoli, saluto di Messico. Ciao Gigi, saluto, è il Ciu che ha fatto gol. E il Ciughi. Condividi il video con i tuoi amici messicani. Facci arrivare un po' di chili, buono chili, frate. Vabbè, Giovanna dice: sei molto simpatica quando parli napoletano, grazie. Ogni tanto mi viene. Walid dice: io guardo la partita tramite il riflesso degli occhiali. Lo so, raga, che devo fare? Non si può oscurare, quindi non penso che mi butteranno giù la live per questo. Raga, mamma, cioè, il bello è che abbiamo fatto quello al 23esimo, al 28esimo pareggia subito un Milano. 5 minuti, è durata 5 minuti di gioia. 5 minuti soli di gioia. Ma ti rendi conto come siamo messi in difesa? Mamma mia. Napoli is best. Hello from Serbia. Hello. Ciao Dordevic. Thank you, Napoli is best forever. Condividi la live con tutta la Serbia. Share the live with your friends. Grazie, fra. Share your live with your friends. Serbo, Maximovic. Nicola Maximovic. Oh gosh. Bene, tornando a noi ragazzi. Please leave a like everyone, if you didn't yet. Francesco Romano, ciao Franci. Buonasera Franci. Ragazzi, chi è arrivato in live da poco, lasciate un like, se vi stiamo simpatici iscrivetevi al canale. Oh, ciucciarie, gli sta piglia male pure il ciucciariello. Oddio, ragazzi, siamo al 44esimo, è quasi finito il primo tempo e non sta andando niente bene, raga. Fai dance the die. È bilanciata, cioè se devo dire la mia, il pareggio per ora è giusto, però sti cavoli. Non ci serve. E che cavolo, no, amma vincere Lozano a terra. Dai Ciuchi, rialzati. Maronna, mamma, devi fare un golasso. Ciuchi ha fatto un bel golasso, ma anche Bonaventura, 2 bei gol sono stati. Sì. Purtroppo. Sì. Sibiu dice: forza azzurri, dai, su. Mamma vinci, forza. Maronna, veramente. Comunque c'era un altro mio collega juventino al lavoro che mi ha fatto: no, dovete tornare a vincere pure voi, perché male che va non voglio che vince l'Inter il campionato, voglio che lo vincete voi. Lo juventino mi ha detto. Strano, però bene. Sì, perché comunque loro, cioè alla Juve come rivale c'hanno più l'Inter che noi. Oddio! Perché se vai a vedere la storia, Juve-Inter. Attacco pericoloso del Milan. Ci ha salvato Meret come al solito. Sì, vabbè, l'ha deviato il difensore Di Lorenzo. O no? No, Maximovic. O Di Lorenzo. No, Di Lorenzo, visto? Di Lorenzo ha fatto protezione, grazie a Di Lorenzo. Vai all'anno, vai ora. Però non c'è niente da fare, il Milan in attacco è più pericoloso. Sì, quando attacca il Milan sì. Lozano è in giornata oggi. È buono. Dai, che Insigne, no? Dai, Insigne! No, Insigne, no! Sul portiere l'ha tirata.
Come Era fa lui poi solo a- col portiere. Quella non me la puoi sbagliare. Tra l'altro Francesco Romano aveva appena detto adesso segna Insigne. Vabbè, ci è andato vicino però. Ciciretti. Don Pino Cristo dice ci fanno sul perdere a vedere la partita. È venuto prima tempo. Chi è Fra? No, io no, Paolo. Boh. Attacco Ciciretti e Gaetano. E chi è Fra? Io no. No, dice dello Juventino che ti dice del Napoli. Lo sappiamo, Paolo, che non sei te. Francesco e Romano dice regalo, ho chiamato, lo so, però non l'ha fatto. Attacco Ciciretti e Gaetano. Non sei tu Paolo, è un Perul. Attacco Ciciretti e Gaetano, raga, l'ho chiamato. Insigne, però non ha fatto gol. No. Lo Zano è dolorante però, sta rientrando negli spogliatoi, ma è un po' dolorante. Porca miseria, stasera che era in serata. Riguardo dalla TV, quindi non potrò più mandare messaggi. Ah, vabbè, Ok, Vince. vai, tranquillo, Vince. Matteo Art, buonasera. Io non voglio Allegri al Napoli. Bah, ma Allegri non è male. Ciao in realtà. Matteo. Al Napoli, sì, non è male, però Cioè, per ora secondo me, allora io sono contraria ai cambi di allenatore in mezzo alla stagione. Secondo me, aspettiamo fino a dicembre, sì, come ha detto magari dopo la sosta, sì, è la meglio cosa, forse come ha detto il presidente è la meglio cosa, sì. Paolo dice no, Cazzuliello caffè, Napuliello con me. Però se proprio dovrei cambiare, cioè, prenderei Gattuso se proprio devo cambiare, perché Gattuso a me piace, devo dire la verità, è un allenatore con una cattiveria. Ma a Napoli Gattuso con De Laurentiis. Ma anche, forse anche Allegri non è poi così male. A me Allegri piace, Perché ma il Gattuso è un po' troppo testa calda, secondo me con De Laurentiis e Gattuso più di 2 settimane. c'è gente che diceva Allegri non ti fa giocare bene, a me non porta una volta, stiamo lì. Ragazzi, noi abbiamo giocato bene 3 anni con Sarri. Ma che ci ha servito? I risultati. Allora, se guardiamo il gioco al merito, il Napoli deve lottare per i primi posti come negli ultimi anni. Però no, non stiamo facendo però. Non te accatta le idee, voglio, lo so, deve cacciare i soldi presidente. Cioè, però come sta pagando 6 milioni a Ancelotti, Allegri è fattibile, Paolo, non è che me l'accatti l'idea. Non penso che Allegri ti vai a chiedere più da Ancelotti, No, ma sai, ha vinto un sacco di scudetti con la Juve, sì, vabbè, ma che giocatori aveva? Deve vedere pure la squadra che c'ha a disposizione. Allora, vediamo. Capace se gli va allenare pure a Juve, che non ci andrei mai comunque. Don Pino Cristo dice al massimo entra Ancelotti in capo, mi piacerebbe vederlo. Rino Ner dice ma Insigne che perché c'ha fame? Domande ce l'ha lui, chiama. Francesco Romano dice riproviamo, adesso segna Callejon, sì, ma adesso sono nell'intervallo, quindi mi sa che non segna. Odio, ma sei toscana? Sì, sono toscana. Ogni tanto viene fuori anche l'accento toscano tra tutti gli altri. Non ti attaccare dai guagliò, questo l'abbiamo letto. No original, no party, dice Paolo. Sibio, vado un attimo in cantina, arrivo, ci vediamo tra poco Sibio. Matteo, la cosa migliore che deve fare De Laurentiis è vendere la società allo sceicco. Arrivassero lo sceicchi, vuoi vedere che in 2 anni si vince lo scudetto? Ma forse anche in 1. Però raga è brutto, cioè gli sceicchi hanno i soldi, però porca miseria se stanno comprando tutto loro, stanno diventando tutti una dipendenza araba. Intendeva una tazzolella e caffè, Napoli, Gutti, ci sta pure Ciucciariel. Se non avete visto il video dei pronostici non sapete a cosa si sta riferendo e vi consiglio di andarlo a vedere. Giovanna Sissima, non è vero niente di vendere la squadra, ma chi le dice queste stronzate? Don Pino Cristo dice forza Pisa, grande! Don Pino Cristo, forza Pisa! Napoli! Sì, vabbè, Pisa con Napoli. Solo Napoli. Io non voglio né Pisa né a Torre Pisa a Scassaffa. A punta bene. Forza Napoli! Non parla di antenati. Sì, questo già l'hai letto te, De Natazzulelle. Solo Napoli. Ragazzi, ne approfitto come al solito nel mio momento pubblicitario. Se vi stiamo simpatici lasciate un like per aiutarci a trovare più persone e iscrivetevi al canale. Appunto. Mi hai copiato le idee, hai capito Fra in ritardo. Paolo ti sta dicendo che gli hai copiato le idee. Che stai dicendo? Giovanna si dice bravo.
Che Gigi, stai per dicendo? favore dai a Lozano dei taquitos per continuare forte. Speriamo. Dai Lozano. La tazzulelle caffè. Don Pino Cristo, come ti permetti di offendere Pisa? Esatto. Chi è? Don Pino Cristo sta dicendo o come ti permetti di offendere Pisa. Mica la sto offendendo, ma Ma forse sei la rozza, persona- figurati. Ma che ce ne fu? Tu eri proprio un'apala. Sta Oh, ruzzando. Ragazzi, adesso si fa critica. Chi è? GHHG? Chi è? Ha detto per favore dai allo Lozano di taquitos per continuare forte. Sì, ci facciamo mangiare un po' di chili, le bruciano poco il culo e poi va a culo. Ah, Almeno corre di più, no? Almeno... Disgraziato. Dai, pepito al culito. State zitto, esatto. Paolo dice giustamente che stai dicendo. Ma io... mo poi... Ciao Marchint17. Ciao Mark Linder. Lind. Marchint. Marchint. Ciao Marchint, ciao Fra. Sta a posto. Manda l'originale, no original no party. L'originale di che Paolo? Ci Original stiamo a Marines. perdere. Original Marines. Ci stiamo a perdere, raga. Original Marines. Raga, è il momento del cornicello rociucciariello. Facciamo un poco di magumbe, un poco di secciolina al Milan. Io Secciolina. Ah, solo Mark. Ok, Mark. Sì, avrei iniziato comunque a chiamarti Mark, perché figurati se io leggo un nome lungo così, mi impiccerei sicuro. Comunque, ragazzi, voglio un altro giro di pronostici. Visto l'1-1, voglio sapere secondo voi come finisce. Rimarrà 1-1? Farà un altro gol il Napoli? Farà un altro gol il Milan? Madonna, Lo scopriremo solo restando connessi con Napoli Lo all'87. scopriremo solo vivendo. Oddio, la disperazione mi sta facendo rincretinire. Paura. Madonna, che cavolo di gol del Bonaventura però, eh. Ma te che stai a fare lo sfondo musicale? Vai, amore, e parla. Oh, ti stanno a sentire solo. E parla, va. Un altro po'. Anzi, te la parlandino. E se mi dai un bacio, mi dai parli ancora più veloce. Perché io ti faccio parlare tanto, perché io quando lavoro parlo tanto, Sì. lavoro tanto e sto contento. Sì, ma la disperazione non sta facendo rincoglionire solo a me qui, vai, eh. parli. Vabbè ragazzi, dai, dateci i pronostici, non vedo arrivare i pronostici. Fateci sentire la vostra voce. Se no che goduria c'è, se no. Allora, Ecco qua. Giovanna Sissi dice spero che vinciamo. Paolo La Sorza dice Ovidio la tazzulella caffè al porca vacca. La tazzulella da caffè al porca vacca. Buona mamma! Walid dice io ho già vinto la schedina perché ho fatto over 0,5. Grande Walid. A che cosa? Un Milano? Sì. Nelson Gonzalez, ciao io devo fare un altro gol e vinco la schedina. Speriamo che lo facciamo noi un altro gol. Buono. Grande Nelson. Rino Ner, grandi. Io vinco niente, voglio passare qualche ora a sto giro non vinci niente. L'anno scorso due giornate di Serie A le ha azzeccate tutte e 10. 800 euro. Quindi ragazzi non perdetevi i pronostici del Napoliello 87, non ci azzecca sempre, ma ogni tanto l'azzecca. Quando ci azzecco voglio fa male, quando ci azzecco vinco tanti soldi. Però 6 o 7 ne azzecca almeno tutte le settimane. Sempre, mamma. Napoliello sta con te. Rino dice non ho scommesso sul Napoli perché era troppo difficile da prendere, hai fatto bene, non ci avrei scommesso manco io. Ma infatti. Aspetta che mi sono persa. Parara. C'è una persona che ha un nome un po' improponibile che dice viva Milan, noi tifiamo Napoli qua però Bibo Player da napoletano 3-1 per il Milan, però auguro il meglio del Napoli. Sì, ora 3-1 con il Milan magari anche no, speriamo. Quando segna la difesa Bibo quando segna la difesa ci può stare perché qui appunto come i 2 gol che sono arrivati in un momento in cui la partita sembrava abbastanza morta e poi cioè sono episodi molto così sporadici, quindi ci può anche stare, ma speriamo anche 3-1 per noi. dato che è toscana, come si dice dammi un bacio in napoletano? Cosa c'entra il toscano? Faccio fare un po' di domande per vedere se sei un napoletano.
Ma secondo voi? Sembra Ma secondo voi? Ma voi che ve ne frega del No, perché volevo saperlo proprio guacchiato. Dice Rino, però il primo risultato, quello della Juve, l'abbiamo preso. Esatto, Rino. Cambiamo il discorso. Bibo dice Ancelotti deve essere esonerato. Bibo, io secondo me l'ho già detto poco fa, io sono contrario agli esoneri in mezza stagione. Questo si è rincoglionito del tutto, raga. Se è rincoglionito il Napoli, se non vince questo me va al manicomio. Sto male, devo sciumineggiare. Sì, vabbè. Comunque stavamo a dire Ancelotti, secondo me no, bisogna reagire fino a fine stagione, perché tanto cambiare allenatore a metà stagione non porta mai niente di buono, secondo me. Rino dice la scusa per avere un bacio. Che disgraziato. Allora K dice credo sarà Napoli 2 Milano 1. Abbraccio di Sao Paulo Brasil, il mio cuore oggi è azzurro do Sao Paulo. Grande K. Chi è? K viene a San Paolo, Brasileira. Grande la Brasileira. Facciamo Napoli scandaloso oggi. Beh, insomma, abbiamo giocato anche peggio, onestamente. Non è che stiamo a giocare proprio malissimo, però. Vimaf is back, dice Allegri in tribuna fa pensare tanto all'esonero. Questo è vero. E secondo me vedere Ancelotti in tribuna scatenerà una serie di commenti, una serie di polemiche che si andranno a sommare a tutte le altre polemiche e non porterà niente di buono. Niente buono, niente proprietà. Serbian Memes dice ciao dalla Serbia, forza Napoli, ciao. È vero, Napoliello non c'ha secca, ma a forza di provare forse 3-4 ghiande te la regalo così di scoiattolo. Ma chi è? Paolo. Oh, Maronna, ma che vuoi, Paoli, Marutta, Ragazzi, ricordo a tutti quanti se per favore di lasciare un like sotto al nostro video, che così ci aiutate a raggiungere più persone, e se vi stiamo simpatici, se soprattutto questo testa di rapa vi sta simpatico, grazie, lasciate l'iscrizione e condividete con i vostri amici se volete che anche loro entrino in live e giochino. Ma come da permettere testa di rapa a me? Bibo dice De Laurentiis pensa a fare film, veramente. Non ha mai avuto più ragione. Veramente perorzato. Veramente. Raga. Non te la manda! Stai un po' zitto, stai un po' troppo casino. Walid dice, ma sono l'unico interista? No, c'era anche Mark fino a poco fa. Non so se è ancora in live con noi, ma c'era anche Mark. No, Mark Lender è andato via. C'era anche Mark. Mark Lender è andato via. Il treno delle Mark Lender è senza lui. Amore. Cazzate, amore, basta. Paolo ci dice chiede di lasciare like, ragazzi. Grazie Paolo. Paolo, non dici scimità, perché pure tu stai dicendo scimità. Amore. No, questo veramente tra poco lo mando al manicomio. Se il Napoli non vince, questo non mi si ripiglia più. Ragazzi, lasciateci like perché il Napoli ha vince. Quando segna la difesa, che poi non segna mai, prende solo gol. È tanto tempo che succede. Oh madonna. Madonna, si impicciano col pallone anche durante il riscaldamento i giocatori del Napoli. Quando segna la difesa. Quando segna la difesa è così. Ma vuoi dire qualcosa di sensato o vuoi continuare a sparare? Chi mi stanno facendo grippare? Giovanna dice Sara blocca certe persone. Tipo, mi sono persa dei commenti orrendi? Mi pareva di no. Però vabbè, appena ne vedo uno provvedo. Sì, grande Sarri, grande Higuain, grande Quaff. Vabbè. Chiamate il telefono, giuro per Ciucciariello. No, a Ciucciariello ci penso io, Paolo, adesso. Secondo me tutte le squadre di Serie A si sono messe d'accordo per far perdere il Napoli. Effettivamente tutte si svegliano contro di noi. Tutte prendano vita contro di noi. Sì, leggi. Ora... Ok. No, in realtà i commenti no, però ci sono persone che magari hanno un nome del canale un po' brutto e penso che li bloccherò perché onestamente no. Cioè, no. Ragazzi, mi dispiace, ma insomma qua siamo un pochino... Vabbè. Don Pino Cristo, rieccomi, è iniziata. No. Non è ancora iniziata. Perché loro stanno un rubentino.
Vediamo se è arrivato. Oddio, non li trovo. Ta 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 tararara ta ta. Sì, ragazzi, io nelle live blocco, cerco almeno di bloccare se non le perdo i commenti offensivi o insomma perché dai, noi qua siamo tutti tranquilli. Dio, me lo sto a perdere, non lo trovo più. Sì, comunque sta per iniziare, ragazzi. Stanno rientrando in campo. Ragazzi, se non vinciamo, secondo me alla fine De Laurentiis si rompe veramente le scatole, esonera Ancelotti, perché ha voglia a parlare, ma De Laurentiis è emotivo. Quando gli piglia male, poi... Ah, ok. Napolitano tranquillo insulta la Juve. Oh, ragazzi, Che fa? se parlate male, se offendete, io vi blocco. Ciociariello dice se il Napoli non vince questa fa fino al San Siro e prende le orecchie a tutti i calciatori, è vero. C'ha ragione Ciucciariello. Lozano grande acquisto secondo me. Per ora Valid, insomma, le prime partite giocava molto bene, poi si è un po' accasciato, stasera ha rifatto gol, però Gigi dice sono un fan del Napoli sin dai tempi di Maradona, ma quando ho saputo che un connazionale Lozano avrebbe suonato lì, giocato lì, ero molto emozionato. Tatuerò lo scudo del Napoli sul mio petto con emozione. Grande! Bello! Bella, mamma, ci è uscito pazzo. Bello Gigi! Gigino, bravo. From Mexico. Grazie, mio Gigino. Bene, era iniziata la partita. Gigino, sembra un guaglione. Amore, ma stasera veramente ti è presa male, eh? Cosa? Non fai altro che di scavolate stasera, non stai dicendo una frase sensata. Aspetta, fammi parlare una partita. Eh. È cominciato il secondo tempo, vai 40 secondi. Don Pino Cristo dice, ma perché il Napoli non prende come allenatore Mi di devo San pigliare Paolo? qualche biscotto perché sto andando fuori di testa. Ma già sfuga un coppa stufare. A da mangiare, raga, a da mangiare. Ma No, già sfuga un coppa stufare. No! Povero Ciucciariello. Don Pino Cristo, mi dispiace, ma Giampaolo ne facciamo un volentierone a meno, grazie. Bibo dice, la prossima stagione il nuovo top player del Napoli sarà Ciucciariello! Alla grande, chi vuole Ciucciariello nel Napoli, ragazzi? Fatemi sapere cosa ne pensate. Ragazzi, vi ammuto, ciao Rino. Vincenzo, un saluto da mio fratello Samuel e mio papà. Grazie Vincenzo, salutali da parte nostra. Oddio raga, per ora la palla, indovinate chi ce l'ha? Ce la può mai avere il Napoli? Ovviamente no. La palla ce l'ha il Milan, la palla ce l'ha il Milan. Stradanza. Ragazzi. Io sto facendo. Zitto, vediamo se riusciamo a attaccare. Sto facendo questo genere pure per la partita perché non insegnano mai. Io come i Murt, non cambio. La cattiveria non la vedo giù. È la vita. Sì, però guarda che la gente in live non ti sente se parli da laggiù, quindi è inutile che stai a smadonnare. Lo so, ma è una vita che non vedo cattiveria nel Napoli. Silvio si è visto l'ultimo documentario di Diago su Netflix, uno spettacolo. Dal mese prossimo lo prendiamo pure noi Netflix e ce lo guardiamo e vediamo un po' com'è. Don Pino Cristo, Biglia al Napoli potrebbe essere un'idea, ma onestamente, sai, però insomma, cioè Biglia io lo vedo un po' del livello di Llorente, Milik. Che dici? Biglia c'è un cambista, ma che cazzo? Ah già, io faccio un po' casino con i ruoli, ma fa tanti gol Biglia comunque. Chi? Biglia. Ma che ha fatto di gol? Sì. Vabbè. Francesco Romano, gol. Speriamo. Giovanna Sissi, Agazzim, tiene ragione Giovanna. Marco Riggio, tutto a posto, Marco, tutto a posto. Insomma, mica tanto perché il Napoli sta pareggiando, però diciamo che va tutto a posto. Walid, se prendi Netflix non esci più di casa, fidati. No, lo so perché per un periodo l'ho avuto, però mi riferivo al documentario su Maradona. Sì, lo so, con Netflix è un casino. Totti come allenatore del Napoli? Ma
No, Insomma, giocatori che sono usciti comunque da pochi anni, no, secondo me devono iniziare a allenare a squadre un po' più no, infatti no, low perché e poi salire alle grandi, ma cioè proprio prendere no, dice no. Totti, no. No, calmo, calmo, ci sta arrivando. Buonanotte. Doveva essere fiduciosi anche sull'1-1, sì, speriamo Marco, dai. Raga, speriamo, però... Dai! Rovesciata dei Koulibaly poco alta sopra la traversa, raga. Cioè, ci vuole Koulibaly per fare le azioni pericolose in attacco. Porca miseria, bella rovesciatona di Koulibaly, chi l'avrebbe mai detto? Gigi dice Forza Napoli, nel secondo tempo devi vincere. Proscritto, sei benvenuto a casa mia se un giorno vuoi venire in Messico. Grazie G! Ci invita in Messico. Bello. Grande. Ecco perché non lo sento quando mi chiamo in bagno e il cellulare in cucina. Sibio, Biglia e il gol sono con due mondi differenti, hai ragione Sibio, ma io sono un po' rintronata sui giocatori, perdonatemi se ogni tanto dico qualche cavolata. Io faccio un po' di casino con le persone, i nomi, i giocatori, confondo, sì che scusatemi. Rino dice per vincere fuori Lorenzo e dentro Mertens. La Boh. gente Biglia non c'è niente, c'è un cambio. Aia. E poi non è uno che segna tanto, tu vedi. Ho capito, basta povero. Ermilan attacca. Alto, ai piccioni. Bene. Bibo dice i calciatori del Napoli se perdono questa per non far arrabbiare De Laurentiis vanno a fare un film e il titolo è come non far arrabbiare De Laurentiis. Ma c'è la guerra in Messico. Beh, insomma, non proprio guerra quasi. Ma che fa la guerra pure io? Oddio. Mi porto Ciucciarello. Ciucciariello, ce lo vedete? Ciucciariello a fa guerra? No, Ciucciariello sta meglio come giocatore del Napoli, come avete consigliato voi. Secondo me gioca meglio Ciucciariello. Che ne dite? Ciucciariello può essere un attaccante, può essere un top player, Ciucciariello. Raga, spariamo qualche cavolata perché se no qui non se ne esce qui stasera. Dobbiamo tirarci un po' più su di morale. Dai, forza, forza. No, fallo per il... A favore del Milan. Francesco Romano 9-1 Italia-Armenia, cosa ne pensi? Sara Raffaele... Mi chiamo Sara. Cosa ne penso? Beh, che l'abbiamo asfaltati, poveretti. Quest'Italia sta andando anche perché quest'anno abbiamo vinto tutte le partite nell'anno solare, mai successo. Cioè, è successo nei tempi dei tempi, quando però, insomma, le partite durante un anno erano poche. Quindi, cioè, quest'anno stiamo andando bene con l'Italia, mai dire mai, perché poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Non abbiamo ancora affrontato super squadrone top. Buon appetito Paolo. Però, dai, possiamo essere speranzosi per l'Europeo e che intanto il Milan continua ad attaccare. Sto tranquillo però, tranquillo. Walid dice Piatek mi sa che ha le pistole scariche, vero? Ma è un po' che Piatek ha le pistole scariche, hai fatto qualche gol ultimamente, però insomma rispetto a come era partito col botto. Paolo dice ti abbandono alla tua sorte, vado a Magnafra. Ciao Paolo. Sì, ma non l'avevi letto ad alta voce, come facevo a sapere che l'avevi letto? Silvio dice ci vuole un grande Allan per il Napoli, vero? Quanto è vero, ci vuole Allan con la cazzimma, quella di Allan quando diventa una zecca che è un cane che ti si attacca alle caviglie. Bibo dice fra 2 anni Ancelotti si troverà nella curva B a tifare e al suo posto Ciucciariello. Grande. Vai Insigne, vai. Ma Leandrigno esiste sempre. Leandrigno esiste sempre. Vai Di Lorenzo, vai Insigne. È impegnato. Leandrigno esiste sempre. Ho invitato un paio di persone. Invitato, grazie Marco. Grazie Marco. Però Don Pino diceva ma Leandrigno esiste sempre? Esiste sempre, ti chiedo? Leandrigno chi è? Ecco. Questo vuol dire no, secondo me. Tommaso, buonasera. Raga, il pistolero sta in panchina, cioè Mertens. Lorenzino forse, dice. Non lo so. Insigne, boh. Non lo so. Mertens sì, è in panchina stasera. Ultimamente non è che avesse fatto grandissimissime prestazioni, se non ricordo male. Lozano stasera sta giocando bene, almeno nel primo tempo. Ora sembra un po' spento, ma più che altro, cioè, non stiamo a fare niente tutta la squadra, quindi... Io se c'è Ruiz in panchina farei entrare Ruiz. Boh, vediamo un po'.
Vivo dice come presidente il figlio di Ciucciariello. Vai. No, raga, però da quando siamo rientrati non abbiamo fatto niente di pericoloso e sono 8 minuti di partita, da quando è iniziato il secondo tempo. Graziano dice, dicono che Piatek lo vogliono vendere, magari se si prende noi torna grande, speriamo. Oggi sto mangiando un nervoso, sto mangiando. Se non ve ne eravate accorti. Domani a giocare a Macerata, volete venire? Non possiamo venire, noi siamo in Toscana, Marco. Non è che ci possiamo muovere. No, raga, stiamo proprio addormentati. Non abbiamo l'energia, non abbiamo Akazim, non abbiamo... Fanno venire sonno. No, a Napoli, no, noi siamo in Toscana, Marco. Quindi no. Ah, raga, che delusione per ora sta partita. Abbiamo avuto 5 minuti di gioia dopo il gol, che è arrivato in modo anche tra l'altro piuttosto inaspettato, e poi niente più. Niente più, niente più. E non siamo neanche pericolosi, a parte la rovesciata di Koulibaly. Quella è stata una bella rovesciata. Buon appetito, Bibo Play. Buon appetito. Candy dice ciao Francesco Emoli. Ciao Candy. Ciao Candy. Ciao carissimo. Sì. Oddio. Ancora il Milan che va in attacco. Guarda Buonaventura, guarda là. Placcato come al rugby, Buonaventura per fermarlo. Silvio dice, ma il fantacalcio lo stai seguendo, Fratimo? Lo stai seguendo il fantacalcio? No, ultimamente no, non ci ho avuto tempo nemmeno per quello. Graziano dice, io ho messo 4 gomme in bocca per il nervoso, sto cianciando a Iosa. Lui dice cavolate insieme a me e magna per il nervoso. Se perdo la schedina per colpa dell'Inter, qua esplode tutto, dice Walid. Comunque se fosse Ancelotti avrei fatto entrare Fabio Ruiz e Manolas, dice Tommaso Cefalo. Ruiz lo diceva anche... Ruiz sì deve entrare, poi in difesa vabbè c'ha quelli che c'hai, vabbè. Ma ci serve Fabio Ruiz? Assolutamente. Giovanni dice Napoliè mi stai facendo venire fame, lo dovete sapere raga, quando entrate in live Napoliè lo mangio sempre o quasi. Sì, che devo fare? No, ma io di solito mangio di più quando il Napoli non fa, quando è sul risultato, quando è nervoso, quando è sul risultato fermo, che il Napoli non vince. Non sto vincendo, allora mi mangi i gol. Merette paradone. Gigi dice se non ci sono cambiamenti nel punteggio al 70°, spero che mettano in campo Mertens e Llorente. Sono d'accordo con te, io sono sempre per mettere Llorente e non lo mettano mai. Dai, vogliamo Llorente. Don Pino Presto dice Leandrinho è un calciatore del 98 in prestito. Ma infatti io mi ricordavo di averlo sentito nominare, però ma l'ha dato in prestito, mi sa. Mai più risentito, quindi non siamo aggiornati. L'ha dato in prestito, non lo faccio. Un attimo ti vengo a trovare verso febbraio se riesco. Davvero Sibiu. Tommaso dice mi deve segnare 3 gol di Lorenzo per il fantacalcio. Aspetta, spera Tommaso. Poi magari forse uno a culo te bene, lo fa, bene, Sibiu, così ci si vede. Don Pino dice Leandrinho del Napoli ma in prestito dall'Atletico Mineiro. Ecco, giusto. Sì, però non abbiamo più sentito nulla, quindi penso che rimanga là, a meno che non torni a sorpresa a gennaio. Rino dice fuori Lorenzo e Lozano, dentro Mertens e Llorente. Sì, Rino. Però anche Fabio Ruiz farei tutti e 3 i cambi. Ecco. Dai. Vai Lozano, vai. Dai Lozano. Vai Insigne, vai. No, l'ha stretto troppo insieme, ma come fa a sbagliare quelle ma comunque c'era il portiere. Sì, ma sta sbagliando dei gol Insigne, dai. Lozano gli ha dato un pallone che non poteva sbagliare là, madonna. Walid ci chiede se ha giocato alle schedine. Sì, lui fa anche i pronostici, fa i video pronostici e poi gioca le schedine. Ogni tanto c'ha azzecca, ogni tanto no, però sì, giochiamo le schedine. Graziano dice comunque è strano che ancora non hai fatto cambi. Ancelotti non è che è sfiduciato. Madonna, hanno fatto vedere un'inquadratura ora di Ancelotti con la faccia rossa, proprio con la testa sotto la pioggia, proprio. Sì, se l'è mangiato là insieme. Sì, non sta andando bene niente. Tommaso Leandrinho, da quello che sapevo, è in primavera 1. Sì, siete più aggiornati di voi di noi.
È entrato Mertens al posto di Elmas, mi sa. Ho visto di sfuggita mentre leggevo i commenti. Ah, questo è buono, Mert. Leandrinho da... Non so se è entrato o sta per entrare, non ho visto bene. No, è entrato, è entrato. Eccolo È là. entrato. Dai. Però non Basta metta vedere- Maiore. Ma non è uscito mica Elmas, mo. Io che ho sentito, ho Il sentito che 12 è in diceva. campo, no, non è uscito. E allora no, non ho sentito bene. Perché qua teniamo il volume basso, ovviamente, perché non possiamo farvi neanche sentire il volume della partita, sicché. La vedo io, se no. Oi, 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 oi. Il Milan però quando viene avanti fa sempre paura, Oddio, al contrario nostro, raga. Uh, dai. Iai, ai. È uscito Callejon. Callejon, ecco, ce l'ha detto anche Giovanna, guarda, grande Giovanna. Scusa Kenny, so che Sibio, vado da parenti e faccio un passo. Vai ora, no, se l'è allungata. Oh, Rico! Oh no. No, sul No, perché pallone. non ho... Madonna. No, ma lo doveva passarla, madonna, erano già sbilanciati tutti, cioè, eravamo tutti sulla stessa azione, in linea, cacchio, la Sei doveva fuori da aprire. dall'inquadratura comunque. Se l'è allungata, la doveva da aprire. Allora- Oh, ciao Guido, ciao Fra, ciao Guido. Sibio dice vado dai parenti e faccio un passo se vuoi a trovarci. C'è. Sibiu. Sì, sì, fa piacere. Tommaso dice Mertens, facci sognare, speriamo. Paolo, ci vediamo domani al lavoro e mandami o video. Domani, Fa piacere, lunedì magari Paolo, domani anche no. Sì, Mertens al posto di Callejon, sì, abbiamo visto. Rino, non ti preoccupare, niente. Ragazzi, se siete arrivati da poco in live, per favore lasciate un like sotto il video per aiutarci a trovare più persone possibile. Se vi stiamo simpatici, iscrivetevi al canale e condividete la live. La live, mamma. Ah, Mamma, raga, la cosa qua è tosta. è tosta veramente. No, dai. Dai, Zeli. Vai! arrivato Madonna, al ma volo c'è male. il fallo quello. Fallo al limite dell'area per noi. No, ma non ce l'ha data. Mi sa non ce l'ha data. Ora vediamo. No, ma non so se era fallo in realtà. Perché aveva già preso. Tommaso ha messo il like, grazie. Don Pino dice, ma Ciricetti è ancora del Napoli. Sì, è in prestito. Ciriciretti. Cicciretti. Cicciretti, sì, vabbè, È in io... prestito. Io coi nomi, raga, l'ho detto tante volte durante la live. Non vi aspettate che ci azzecco, perché ci azzecco. Sì, perché poi tanti giocatori non è che conosci tu. No, sì, poi figuriamoci. Cioè. Ah, No. che pena, raga. Che pena. Ciucciarie, salvaci tu, Ciucciarie. Mannaggia la miseria. Il gioco in questo momento è fermo. Allora sto ciuccia a mano, mamma. Boh. Io mi sto stasera, non ce la faccio più a vedere una bella giocare No, così, ma- che palle, mi passa un genere. Lorenzo si è fatto male, Insignarello. Quindi siamo per il momento in 10. Benz the dai. Benzererai. Che palle. Voglio. Continua a tenere palla il Milan. Ecco, abbiamo recuperato palla. Vediamo se riusciamo a fare un attacco decente. Un attacco decente, per cortesia. Si è fatto male Piccirillo. Dice Giovanna. Nanerotto. Desideri e cercavo di cambiare i sogni. Mi sa che lo cambiano, Insigne. Mi sa che lo cambiano. Si è fatto male, È dolorante, ci sta che lo cambino. Vediamo con chi adesso. Cagnamala. Ma pure. Dai, raga.
Ma che Candy non mi vedi, no? Come vi facevo a vedere? Mi vedete nella chat, ma non da video. Balotelli al Napoli, dice Don Pino? No, sì, Balotelli al Napoli. Che cazzo mi fa? La frittura? Diciamo fa un Balotelli. La frittura. No, quando sei a Napoli non potrei mai. Quando c'è Balotelli? No. Oddio. Graziano dice penso entra Llorente. Speriamo! Ai ai ai. Io sono una fan di Llorente. Forza, vogliamo Kiss, Llorente. piglia Kiss. Oddio! Piotek. Vabbè, lontano dalla porta. Insomma, è giusto. Cioè, ma prima Bonaventura. l'ha visto proprio specchio. Ma prima Bonaventura dal Lazio ha fatto un cacchio del golasso. No, era più centrato. Lui proprio lontano. Sì, no, lui l'ha tirata bella fuori, però. Cioè, proprio. Mi spavento quando tira così, però. Cioè, non c'è andato proprio nemmeno minimo vicino. Cicciretti era buono ora, dice Guido Catania. Cicciretti, tu fai da frittura. Che c'è fa? Due fritture. Ma vivete a Firenze? No, stiamo nel mezzo tra Firenze e Pisa. No, stiamo a Pisa proprio. Più vicino a Pisa che a Firenze, sì. Coppa Tour. A Pisa in Coppa la Tour. Oddio. Sì, Insigne si è fatto male over. Si è rotto pure lui, si è rotto tutti si stanno a rompere. Ma io per ora sta finendo 1-1 come GT. Sì. Napoliello ci sta azzeccando, mannaggia Napoliello. Speriamo di no. Mannaggia Napoliello. Dance the night. Dance the night. Madonna. Vediamo un po'. Sì, non è che sia esattamente emozionante sto secondo tempo. A me mi sta facendo ammusciare. Ha problemi con la tastiera. Aie, Silvio, aie. Ajax. Ora Piotek a terra. Si riferma il gioco. Vediamo un po'. Messi, Raga. Ho forza Pisa che torre grande. Grande Don Pino. Qui Cavani ci voleva, Tommaso, qua Cavani ci voleva. Ma figurati se De Laurentiis ripiglia a Cavani, ma neanche. E alza le mani, arriva Cavani. Sì. Ciao. Stai dicendo per finta, tanto non arriva. Appunto. Figuriamoci se De Laurentiis spende soldi per Cavani, ma neanche se lo paghi. Neanche se lo paghi te Cavani lo ripiglia. Quando Cavani ci voleva e noi non abbiamo voluto. Dai Lozano, ma che figuriamo se. Aiuto. Sì, ci sta prendendo un po' male, raga. Insigne sta chiamando. Siamo già al 66esimo, manca 25 minuti alla fine. Ci vuole una giocata pazzesca, un colpo non solo Cavani, secondo me dovremmo fare come la Juve, ecco. Comunque a parte Cavani, sì, ci serve l'attaccante come Cavani, è vero, ma ci serve secondo me anche qualche altro centrocampista e un altro terzino. 3 giocatori, basta. Uno per ruolo e basta, forti. Ci vuole diventare come la Juve, cattivi, giocare male, però avere i colpi di genio e fare gol. Non hanno proprio la minima convinzione di vincere. Cioè, ma secondo me è tutto l'ambiente, è tutta la situazione che c'è troppo stress nell'aria. Bisognerebbe tendere a calmare un po' al posto che agitare gli animi. Music o del TV dice come on good music. Vai, sì. Vai. Giovanna tiene proprio ragione. Vai. Niente. Deve succedere una punizione di Franco Mertens. Cavani al PSG per la vita. Mi sa di sì. Sì. Ma lo vogliamo noi Cavani. Ma tanto non verrà mai, appunto. Musica del TV. Chi è? Un altro. Un'altra persona. Canale, mamma. Gesù, ci vuole Kulovic. Questa mi è piaciuta, Silvio. Questa mi è piaciuta assai. Ci vuole Kulovic. Dovremmo scriverlo nel banner qui sotto. Al posto che il risultato dovremmo scriverci ci vuole Kulovic.
Graziano da DL non lo riprende perché lo ritiene vecchio, e allora Ribéry a Firenze è giovane, quello è un giocatore per cui stravedo, vero? Madonna, Ribéry ancora gli dà de brutto. No, ma poi anche Llorente, guarda che Llorente non è esattamente un giovinastro Llorente, però l'ha preso. Ma non riprende i giocatori che sono già stati e sono andati via, non c'è niente da fare. No, Pino Cristo, magari. Cioè, magari noi, no, magari voi. Vai, Dai, vai, è dai, tutto. 3 contro 2. Vai! Dai! Oh, rigore! 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 No! Giallo? Giallo Come? per simulazione? Ciao Maurizio Perugini, forza Napoli! Mas... Davvero? Boh. Vediamo? Sì, Che ha fatto? abbastanza, sì, no, non era rigore. Sì, sì, l'ha proprio cercato e Donnarumma, sì, Elmas ha fatto il furbetto. Ha fatto il furbetto! Capalato 2-3, chi è serio? Ah. Sì, era simulazione. Maurizio Perugini, rigore per chi è? No, non c'è nessun rigore. È Elmas che in attacco sembrava live da una ripresa un po' più lontana che Donnarumma fosse entrato su Elmas, invece Elmas ha spostato la palla, ha fatto il movimento come se Donnarumma lo toccasse, ma in realtà Donnarumma l'ha lisciato e quindi era simulazione piena. Rino, vedo il Napoli giocare meglio. Fosse l'ora? Don Pino, campionato del Cipro. Beh, lo vogliamo pure noi il gol del Napoli, però. Napoli, stasera stai a Bacchiatello, eh? Non sei molto in forma, vero? Maurizio Perugini, rigore per chi è? No, non c'è, non c'è. L'ho già risposto io, amore. Ragazzi, ricordo a chi si è messo in live da poco, per favore di lasciare un like sotto al video per aiutarci a raggiungere più persone. Se vi stiamo simpatici, iscrivetevi al canale. Ogni tanto devo fare lo spot pubblicitario per i nuovi arrivati, Sì. raga. Abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Dopo la sfuriata di Ancelotti davanti a Rizzoli, adesso gli arbitri ci prendono di mira ancora di più. Madonna, speriamo di no, perché se no... Vabbè. Effettivamente sì, ha fatto una bella scenetta, Ancelotti. Però mi ha dato ragione, Rizzoli gli ha detto subito sì sì, è vero, un errore, però... Silvio dice per me era rigore. No, non era rigore, Silvio. No, no. Madonna. Ha fatto proprio il movimento lui. Ah, raga. Raga. Io ci sta a piglia male. Buonaventura. Iai ai. Vai, vai, Ah, passala. via, forza. Siamo riusciti a Vai. uscire dall'aria. Dai, Vai. mannaggia la miseria, come ci pressano. Ah, ecco. Madonna, Orsato si è incavolato nero. Eh sì, effettivamente l'ha preso per una spalla e l'ha trattenuto di brutto. Quindi c'è una moneta per il Milan, non so chi è ancora perché io non so riconoscere i giocatori al volo come il signorino qui. Teo, Teo Hernandez. ammonito. Mi Vai, meraviglio vai. che ADL non fa fuoco e fiamme quando riceve un torto come faceva Gaucci. Attenzione a Paquetà. De Laurentiis fa fuoco Fermato e da fiamme Amin. per altre cose. Amin ha fermato a Paquetà. Perché poi ha messo Amin dentro, Younes. Meno male ce l'ha fatta a capire che deve giocare Amin. Non lo faceva mai giocare forse. Vediamo. Non sta Poi dice il giocando. portiere non lo tocca. No, vediamo se se lo merita sto di. Cioè, se giocherà bene. Vabbè, ora gioca 15 minuti quando gioca. Ma io che 20 niente. minuti. Gli ultimi 20 minuti. Raga. Oh, Napoliello se finisce così ci aveva azzeccato, aveva detto 1-1.
Non era l'unico, anche qualcun altro in live aveva detto 1-1 in chat. Però non ci credo all'1-1. Speriamo che no. Purtroppo si è tuffato onestamente Siri, no? Ce l'ha proprio cercata, Elmas ha fatto proprio il furbetto. È il furbetto! In live, cioè in diretta sembrava quasi visto così, però l'arbitro ci ha visto bene. Quando hanno fatto vedere il replay era proprio chiaro che si è buttato. Mi sa buttato. Cioè, l'inquadratura si vede che lo tocca. Forse lo sfiora appena, sì, ma da dietro e Elmas ha già spostato la palla e faceva già per cadere. Oddio! No, in due tempi, meno male. Tiro da No, fuori, area del ma Milan, insomma, paratona de Meret come al solito. Sì, vabbè, centrale. 2-1 Milan almeno, ma anche no, Don Pino. speriamo 2-1 Napoli, dai. Mi dispiace, ma stiamo su lati opposti. Oh, aspetta. Ah, ma non l'ha toccato. No, sì. ma lui è perché lui fa il movimento e cerca il contatto. Sì. Donnarumma era lì così. Donnarumma era con le mani, sì. Fatto niente. Ha cercato il contatto, voglio... Purtroppo ha cercato un contatto. Già. Ha pigliata correndo. Aspettavo il Barça. Per ora la palla ce l'ha la nostra difesa, se la stanno rimpallando, vediamo se riusciamo ad uscirne. Ma Elmas gioca? Yes! Già. È lui che ha simulato il rigore. Dai raga, siamo fermi. Cioè sono tutti giocatori fermi. Younes, dacci qualcosa di buono. Vai, vai. Dai Younes. Dai Mertens, che finora ne hai fatto una cippalippa. Vai allargala. Tutti fermi. Abbiamo fatto chiudere tutto, troppo lenti. Sara, ti piace la città di Napoli? Napoli è molto bella. Diciamo che con i napoletani ho un rapporto di amore e odio. Ci sono alcuni cafoni che non li sopporto proprio. Vai, Amin. Però in generale sì, è una bella città Napoli, bellissima. E Comune non era da giallo. Ma si mette la simulazione Silvio, secondo me, perché mette proprio il piede all'indietro, fa come oddio, ma ho preso, invece no. Graziano dice Don Pino come 2-1 per il Milan e tu ci devi benedire, non maledire. Don Pino è milanista. Rebic, vogliamo Rebic? Anche no, Don Pino. Sorry, ma no. Napoli è una città meravigliosa, vero? Giovanna dice brava, grazie. Sì. Napoletani amore e odio, sì. Vero amore? Ciao Vince, forza Napoli, dai Napoli. Vediamo di far gol. Vai, vai. Continua così. Ma vai Amin, vai. Dai, mannaggia la miseria, ma non l'ha tirato un po'? Cacchio. Non c'era Oddio. Oddio, che paura. Allan, va. Allan. Mi sa, la vedo brutta. Questo mi sa va a finire 1-1. Graziano dice anche la Toscana è favolosa. L'è favolosa davvero. L'è favolosa, sì. Dai, ma tutti ci hanno vinto appunto il Napoli tranne noi. Meno male. Don Pino dice tutti hanno vinto contro il Napoli tranne noi. Facciamo che resti così, dai, che continuate a vincere contro il Napoli. Mi piace. Madò. Carlo Palladino, buonasera Carlo. Sì, ci abito in Toscana, anche noi. La Toscana è bella tutta, non c'è niente da fare. Che pena ragazzi, che pena sta partita. Che pena veramente. Però loro quando vanno in attacco sono sempre più pericolosi di noi e questo non va bene. Oddio, ancora? Oh mio Dio. Rinviato un Boccarmina di nuovo. Mamma.
Ma voi siete in Champions, noi no, almeno dateci una soddisfazione, ma anche no, perché sto mese è stato veramente de cacca, Don Pino. Dalla prossima partita inizierete a vincere, dai, Oh, Oddio! Madonna. No, il Milan, ragazzi, ci sta mette sotto, mo. Questi ultimi 4-5 minuti ci sta mette sotto. No, raga. Don Prino mi dice no. Io mi auguro di sì, scusami, ma sì. Ai, ai, ai. Oddio, raga, che tristezza, tristezza, portami via. Ma il Milan attacca. Il Milan sta attaccando ora, sta attaccando di Oh, brutto. oh, Oddio! oh, Madonna, ma che Madonna! fa? Madonna, Oh! che cacchio fanno? Vai, Dai vai. in contropiede! Dagli Dai, Lozano! No, si è fermato. Ah, Ma perché era solo, cacchio, donnava. vai però. Dai, raga, dai, salite un po', porca Allora, che schifo. miseria. Oh, Don Pino a Napoli il pareggio non ci serve, ci si fa il brodo per il cappone. È vero? Casino questo pareggio. Ma Oddio. basta con questi pareggi, madonna. Va bene, No, noi siamo proprio spenti. Spenti. Ragazzi, poco gioco, è finita l'era del divertimento. Quanto è vero. No, cioè... Koulibaly era salvato. No. No, non era braccio, secondo me. Cos'è il cappone? Il cappone è un pennuto che viene usato per fare il brodo, il cappone, il brodo di cappone. Music Hotel, sei venuto qua per farti pubblicità? Please no. Please no publicity. No advertisement on our channel, please. Scusate, abbiamo avuto un attimo un problema con lo streaming non ben definito. Oh, È rigore? No, non è rigore. Secondo me non c'era proprio mano. Fallo in attacco, ha dato una spintona a un difensore del Milan. Raga, che tristezza, che tristezza. Mi sa che Napoliello avevo azzeccato il pronostico. lo dovevo giocare, sai? Adoppino te non sai che è il cappone, leggiti i promessi sposi, Mariemma. Graziano gli sta dando del brutto di Toscano. Non sai che cappone è, tu non sai che cappone. Io direi... Graziano che è toscano. Non lo so, Graziano, sei toscano? Giovanna dice, io dico tutto quello che è successo tra ADL, giocatori e allenatori giocano tanto per, ADL gli ha tolto una buona parte di mensile a tutti, sì, ma infatti, cioè, secondo me no... Ho fatto una cazzata proprio nel momento... Cioè, non aiuta, a che minuto siamo? All'82esimo quasi, purtroppo. Vai, Mert! No, prende il ginocchio, esatto, Vai, sì, non lo prende. vai! Ma vai! Dai, però, raga, Madonna, non si dai, vede- raga, Vai! dai! Vai, Dai! ma dove però? Troppo piano, merda. Ma dove? Gli ha fatto passaggi, gli ha fatto. I promessi cosa non mi interessano. Don Pino, un pezzo di letteratura italiana, della storia della letteratura comunque. Poi guardate che dopo non faccio nemmeno video. Vabbè, no, dai, il Lo video faccio devo domani, farlo. no, lo faccio domani. Vabbè, ma dopo Calma. comunque c'è l'altra partita. Sì, lo faccio con calma domani il video. No, e poi ti è presa proprio male per fare il video stasera. Sì. Ciao Franco Falcone, buonasera. Sono stanco, distrutto e poi loro vanno. Don Pino, io sono giapponese. Non pareva. Graziano dice, no, ma ho molti amici a Firenze e in Toscana sono venuto in ferie da voi. O che tu dici, o che voi dite.
O che tu dici, qui siamo tutti grulli, stiamo a diventare grulli. Per davvero, per davvero. No, raga. Don Pino scherza. Mi immaginavo che stessi scherzando, Don Pino. Oh. Che si è fatto male alla spalla. Si è fatto male alla spalla. Il Napoli è diventato purtroppo talmente prevedibile che si potrebbe indovinare quasi sempre i risultati e azzeccare la schedina. Hai ragione, Pareggio. Matteo. X fisso, che in genere paga anche bene nelle schedine. X fisso. Don Pino Ismalua Undese. Nice. Cioè voglio venire in quel posto, Pino. Dai. Carlo, è meglio il video a freddo perché a caldo c'è più amarezza. Sì, no, ma poi è presa così male, vedete, è depresso, non sta a parlare manco in live, canta solo stronzate. Gli è presa male, gli è presa depressiva stasera. Povero. Anche Ciucciarello gli è presa depressiva. Pure a lui, guarda. Non lo metto nella sua posizione classica per il fine partita. Gli è presa la botta triste il mio amore, come si dice in Toscana. Ti ha presa la botta triste? Sì. Carlo Paladino, è meglio il video a freddo perché a L'ho appena caldo letto, c'è più amore. amarezza. Don Pino, anche il papà tifa per noi. E beh. Papa. Ah, il Papa. Sbalaundese. Bene. Napolie, su, dai, anche Giovanna ti sta di su, sì. Napolie. Io comunque lo farò domani. Dopo una giornata di lavoro arriva questa mazzata delle partita. Fanno passapuccia, Appunto. La voglia, non c'è proprio stimoli nemmeno. Cioè, se devo fare il video con voi voglio parlare tranquillo, cioè voglio guardare, voglio far capire cose, no? Che mi sfogo, poi cioè, non mi controllo, dico che non ha senso, capito? Non ha senso niente. Gli ha preso la botta. Oddio, Ciucciariello è morto. Ne parliamo con tranquillità domani. Gli ha preso male anche a Ciucciariello. Stasera mi guardo anche l'Inter, così domani faccio un video in generale su tutte e tre le partite. Quella della Juve, ma vabbè, parlerò del risultato. E parlerò principalmente ovviamente del nostro Napoli e poi parlerò del... Dai, ma come si fa a pareggiare? Pure noi ce lo stiamo chiedendo, anche se nel verso opposto. Già. Oh, dai, raga, dai. Dai, che è Amin? Vai. Allora, noi riusciamo ad arrivare fino al limite dell'area, ma non riusciamo a entrare in modo pericoloso dentro. Mentre il Milan ogni volta che si affaccia da noi è sempre pericoloso. Vai, Allan. Tirato sul portiere. No, ma ancora Ciucciariello mi può stancare. Quella posizione era molto difficile. La Juve finisce in pareggio. Probabile. Triste, raga. Triste. Non va bene niente perché dovevamo vincere questa partita. Triste, ragazzi. Quanto stiamo? All'86esimo. Triste. Ora stiamo attaccando, ma non siamo pericolosi. Allan ha fatto una grande difesa. Allora, al solito ricordo a chi è entrato in live da poco di lasciare un like sotto al video se vi stiamo simpatici, di iscrivervi al canale, visto che c'è poco altro da dire qui stasera. Già. Oddio. C'è un altro pareggio. Quanti ne abbiamo fatti di fila, mo? Vai a vedere sull'applicazione quanti pareggi abbiamo fatto di fila in campionato. Lo stai a fare? Anche Llorente non si è visto proprio. Ma gli attaccanti tutti stasera hanno fatto un po' cilecca. A parte la sconfitta con la Roma, poi abbiamo fatto 4 pareggi di fila, 4. Più la Champions League 5. Ma in Champions abbiamo anche vinto. Sì, ma quando abbiamo vinto? L'ultimo ha pareggiato. Cioè, ragazzi, 5 pareggi è una sconfitta nelle ultime 6 partite. Rino dice: Francesco, però posso dire una cosa, eventualmente un pareggio a Milano con un Milan bisognoso anche lui di punti ci può anche stare. Sì, vabbè, però non stiamo usciti da sto...
Sì, cioè normalmente ti avrei detto sì, hai ragione, però il Milan sta giocando veramente male e ovviamente con chi si sveglia? Con noi. E noi ne avevamo bisogno come il pane di questi punti. Ragazzi, ragazzi, siamo settimi, ottavi in classifica, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Siamo a dicembre fra poco. Lo volete Ibra al Napoli? No, è vecchio. Lui sì, io non lo voglio. Giovanna, sinceramente no, Rino. Ecco, quanto manca? 2 minuti e mezzo più recupero manca. Cioè, ci voleva come il pane, raga. E il Milan quest'anno non è che sia un avversario No, via dal formidabile. Kiss. A parte quando gioca con noi, ovviamente. Uff. Sì, loro fanno sempre paura quando vengono in avanti, noi no. C'è niente da fare. Ma povero Ibra è vecchio. Io non lo voglio, mi è sempre stato antipatico. Io Non sì, lo lo voglio. voglio. Io non lo voglio proprio vedere. A me, secondo me ci servono Ma anche no. ci servono. Ma anche no. Perché Mertens è in calo, non è più lui. Ma proprio Ibra deve andare a prendere. Ibra ti fa la differenza. Ma proprio Ibra deve andare a prendere. Sì. Io non voglio Ibra. Basta. Sì. Cioè, se non Dai, riesci a sai. prendere altri, Ibra... Dai, sai, spingi! È la soluzione migliore che potresti fare. Maronna, Maronna, poi gli stroncano il collo a quello. Madonna, sai, a farlo un rosso buono una volta ogni morte di papa. Raga. Andiamo, su. Vai, fallo. Dai, ora ci voleva Llorente. C'è Llorente. C'è? Sì. C'è Llorente. Sei sicuro? Sì. Che non ci ho fatto fare. No, perché non sta facendo una cippalippa, per questo non te ne sei accorto. Ammonizione a Conti. Gli ha dato una pedatona sulle cosce. Sì, c'è. Ho visto uno spilungone là mia. Dai, raga. Dai, mo va fatta al 90°. Siamo entrati nel recupero, ragazzi. Questo malumore non fa bene. Il Napoli ha bisogno di serenità, è quello che dico anch'io. Sì, e punizione, Don Pino. Graziano di Cibra non è un giocatore di prospettiva. Forse fa vincere il campionato quest'anno e poi a giugno che fai? Lo vendi? Vero. Dai. Comunque Ibra lo prenderei ad occhi chiusi. Ragazzi, io no. Madonna, che parata di Donnarumma. Mannaggia la miseria. Ciapalo. Dai. Ups, scusate. Ho sbagliato nome, scusa, mi riferivo riguardo a Ibra, hai perfettamente ragione. Sì. Ibra è un fuori classe, ho capito, ma il suo tempo è finito. Secondo me può dare ancora. Vecchiamma. Forte. Oddio, raga, manca meno di 3 minuti alla fine. E mo stiamo a pressare, come la morte, accidenti a noi. Mamma mia, Zelischi. Cioè, ma non si può vedere. Adesso stiamo pressando come la morte. Noi sempre alla fine partita. Cavolo, sempre gli ultimi 5 minuti di partita, non ci si può vedere. Vai. Dai. No, ma come... Ma che cazzo combina? Cioè, se perdo il pallone, ma come cazzo fai? Che giocata no, però non va bene, ragazzi, svegliamo sempre agli ultimi minuti, non si può fare così. Sì, ma l'ha fatta una giocata di merda, cioè se non va senza un pallone. Mir, buonasera, Napoliello ti ho superato con l'iscrizione. Vai, beh. Tu. Vai. Sì. Rina è perfettamente integro e ancora in grado di fare la differenza. Boh. Secondo me no, a me non mi piace. Bene, Emir. Madonna, vai. No, lo è 9-10. Sì, superato, bravo. Sto a fare casino pure con numeri, mi sto rincogliendo in serio. Dai, ragazzi. Dai! No, come cazzo fai? Ragazzi, però adesso stiamo a pressare. No, è finita, stiamo giocando negli ultimi 4 minuti da quando è iniziato il recupero come avremmo dovuto giocare tutta la partita o almeno tutto il secondo tempo. No, sto messo a perdere. No, non mi ho fatto bene.
Cioè, veramente. No, Cioè, stiamo a perdere la schedina per Napoli. 80 euro. Vabbè. Vabbè. Ah, Se avesse fatto gol, e dalla mentalità vincente. Boh, Ibrahimovic l'anno prossimo ha 39 anni, infatti, cioè. Emir aveva dice messo Napoli over. quest'anno peggiorata molto moltissimo. Sì, Emir, veramente. Mohin Youssef, forza Milan, ma anche no, forza Napoles. Sibiu Ibra ha subito pochi infortuni, mette entusiasmo, farebbe fuochi d'artificio, avete ho capito quest'anno però, cioè raga, noi dobbiamo trovare un attaccante stabile come era Higuain, che sia forte quest'anno, l'anno prossimo, tra 2 anni e tra 3 anni. Un attacco stabile, un campione d'attacco stabile, non si può andare di anno in anno. L'età per uno come Ibra non conta, aspetta, l'età per uno come Ibra non conta. Don Pino dice Rebic al fantacalcio. Cioè ragazzi, ma stiamo a pressare veramente. Fine, finita così, 1-1 e rimortaggero l'anima chi te muo. Cioè, ragazzi, non va bene perché gli ultimi 4 minuti abbiamo giocato come dovevamo giocare tutto il secondo tempo, almeno, minimo. Non si può vedere sta cosa. Ed è già qualche partita che succede così. Non si può vedere. Ah! Giovanna dice non bisogna giocare la squadra che si tifa. Hai ragione. Can you talk English? I can talk English. We are very pissed off. Because 1-1, no good. Matteo Hart dice che siamo incazzati neri perché l'1-1 non va bene. I giocatori si stancano subito, giocano per la maggior parte sottotono e si riprendono alla fine con affanno. Sì, però alla fine sprintano, fanno quello che dovrebbero fare tutta la partita. Secondo me è proprio una questione psicologica. Siamo giù di tono e poi alla fine si vede che non si vince, vogliamo vincere, gli ultimi 5 minuti diamo tutto, ma non si può fare così. Ciao Giacomo, buonasera, ma secondo voi Carletto rimane in panchina l'anno prossimo col clima paretesissimo? Se continua così l'anno prossimo di sicuro no, De Laurentiis lo fa fuori subito. Zlatan Ibrahimovic, abbiamo Ibra, Do Ibra lo vuole chiunque, Dio Ibra, no io no volere ecco, Dio Ibra in chat. Abbiamo Ibra in chat, ragazzi, un applauso a Ibra, ma io non voglio al Napoli, restatene in chat Ibra. Rino, finita sì, ecco abbiamo Ibra appunto, mi dico, sì, Zlatan, ma io non volere Zlatan, io no Zlatan fan, no, sorry for Zlatan, ma io no fan. Raga, male, si è messa male, amore? Sì, niente, voglio 1-1, non serve a niente, non serve a noi, non serve a loro. Ciao Giovanna, il vantaggio nostro è durato 5 minuti. Che tristezza. Ciao Giovanna, grazie, è stato un piacere averti con noi. Ci vediamo alla prossima. Poi, come Matteo, sempre, la convinzione per vincere la partita la prendiamo sempre nel finale. Basta. Matteo dice non vorrei che i giocatori stessero giocando male per fare esagerare il prima possibile Ancelotti, ma non lo so, perché non so se la rottura è tra i giocatori o Ancelotti e De Laurentiis e i giocatori, insomma è tutto un casino. Gigi dice sfortunatamente non è stato possibile ottenere la vittoria, ma è stata migliorata perché, aspettate un attimo, le ultime partite sono state perse negli ultimi minuti, vero, è già qualcosa che abbiamo pareggiato effettivamente, però insomma. Emir dice no. Io vado a cena, ciao Graziano, alla prossima. Ciao, grazie di essere stati in live, tutti quanti, quelli che stanno andando via. Ora pensare a Liverpool, ci vediamo alla prossima trasmissione col gioco. Buonanotte a te, forza Napoli. Grazie Gigi, buonanotte. Down Zlatan, io volere il mio vecchio Milan, niente Napoli, tranquilla. Ecco, bravo, allora io e te andiamo d'accordo Zlatan. Emir è veramente incavolato. Franco, Sara, Rino e tutti in chat, buona serata, grazie per le chiacchiere. Grazie a te Rino, un abbraccio e buona serata a tutti. Un abbraccione Rino. Un bomber, forza azzurri, tornate forti, speriamo. Vai, torneremo forti. È stata una partita, sì, diciamo il Milan nel secondo tempo l'ha fatta meglio di noi. Noi diciamo partevamo di contropiede per poter fare qualcosa, sì, ma non eravamo pericolosi. Sì. Gli ultimi 10 minuti, no, meno, gli ultimi 4 a partita recupero, solo nel recupero abbiamo fatto qualcosa. Vabbè, raga, sempre nel finale vogliamo fare gol noi. Quando la partita è finita, non si rendono conto che la partita non dura un'eternità. Aspetta a loro.
Via ragazzi, vi ricordiamo, se vi siamo stati simpatici e volete vedere altre live, di iscrivervi al canale e lasciarci qualche like. Detto questo, è stata una tristezza e vediamo la buonanotte a tutti e ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti, aiuto. Buonanotte.